E quarta corsa dall'Arcoveggio, confronto per cavalli di categoria G1, Ulisse Leo 2, Zodecar Very Nice 3, Upper FKS, 4 Vassallo, 5 Silao della Buzia, 6 Naldo Benal, seconda linea 7 Zagara dei Greppi, 8 Ardimentosa Luis, 9 Topaschi Etual, 10 Apollo F. Pronostico che vede Ulisse Leo nettamente favorito, in chiusura di gioco partiti con Ulisse Leo e Upper FKS veloci. L'errore invece di Ardimentosa Luis si porta a condurre Ulisse Leo molto sollecito numero nei confronti 8 Ardimentosa Luis squalificato. Zodecar Very Nice, mentre rimane all'esterno Upper FKS, all'interno Zagara dei Greppi, mentre in quarta posizione lungo la corda c'è Topaschi Etual. Ulisse Leo dunque leader dopo i primi 200 metri in 15, si appresta a completare i 400. Coperti in 31 e 3. In vantaggio Ulisse Leo nei confronti di Zodecar Very Nice, Zagara dei Greppi, Upper PKS che si trascina Topaschi Etual che è uscito all'esterno in anticipo su Apollo F, poi in coda invece Silao della Buzia, se ne vanno anche i primi 600 di gara e tatticamente non cambia nulla con Upper FKS che si incarica di portare sotto i cavalli all'esterno, Topaschi Etual e Apollo F per corsie esterne, lungo la corda invece continua a viaggiare Zodecar Very Nice, seguita da Zagara dei Greppi. 800 metri completati con un 32,3 e un complessivo 1,3,5. Il chilometro se ne va in 1,19 abbondante, intanto cerca di venire via Vassallo dalla penultima pariglia, anzi dall'ultima pariglia. Apollo F non riesce a essere reattivo e Ulisse Leo cerca di scappare. In seconda posizione si mantiene Zodecar Very Nice, poi ancora Upper FKS, tenta Topaschi Etual in terza ruota ma per il momento non è produttivo. Lungo la corda c'è invece Zagara dei Greppi, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Ulisse Leo in vantaggio. In seconda posizione sempre Zodecar Very Nice. Ultimi 50 metri di gara con Ulisse Leo che deve difendersi da Zodecar Very Nice che sul palo probabilmente riesce a piegarlo, mentre al terzo finisce Upper FKS. Nonostante la chiusa in 44 secchi per gli ultimi 600 metri e 29,4 per l'arrivo, per i 400, Ulisse Leo è probabilmente pizzicato sul traguardo da Zodecar Very Nice che passa sicuramente, rivedendo le immagini al rallenti, una incollatura scarsa, ma la vittoria è per Zodecar Very Nice e Tommaso Gambino che ha grossa quota, 26 a quota fissa. Riescono a piegare quello che era il favorito Ulisse Leo, anche se in chiusura Apollo F era passato favorito, ma non era assolutamente in lizza oggi perché non è mai riuscito a farsi luce. Quindi 2-1 per quanto riguarda i primi due, mentre al terzo posto resiste ancora un generosissimo Upper FKS.